Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live di Sibille Interattive gratuite in diretta del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo per chi vuole fare la domanda le solite cose di rito, nome e data di nascita e poi una domanda ricca di particolari, ben strutturata per fare in modo che le Sibille Pentolino riescano a agganciarsi alla scena aggetica. Quindi mi raccomando, nome, data di nascita, poi una bella domanda corposa. In più vi ricordo anche per gli amici che non ci conoscono che il Marietto e Hilde hanno anche due gruppi social, da cui uno di questi su Face, Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, da cui trasmettiamo. Vi potete iscrivere e iscrivendovi anche a StreamYard che è sopra, praticamente è un link sopra il video, si può fare le domande in Facebook, perché se arrivano domande con Facebook user chiaramente non sono ricevibili. Questo prima. E poi abbiamo anche il gruppo, sempre sui social, di casti sacerdotali. In più abbiamo anche un sito famoso, ormai uno dei più battuti a livello italiano, ha praticamente una visualizzazione dai 2 ai 3 mila persone al mese che vanno a scaricare appunto anche gli ebook che il Marietto Veneziano nel 2015 ha messo in strada. Praticamente ci sono 20 ebook gratuiti di radionica, radiestesia, circuiti radionici, quadranti radiestesici con tanto di istruzioni e sono liberamente utilizzabili. Ne hanno già scaricati più di 175.000, quindi Marietto con Igia hanno regalato all'umanità quasi 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiestesici. Ne hanno scaricati da ogni nazione del mondo, dalle Filippine alla Thailandia, al Brasile, al Cile, solo al Polo Nord non sono ancora arrivati. In più nella sezione shop abbiamo anche questo ciondolo da 150 euro più 10 euro di spedizioni e è anche programmabile con 20 euro in più. Quindi si possono aggiungere dei programmi aggiuntivi anche dopo quando l'avete acquistato. Abbiamo pure i nostri sigilli, preziosi sigilli fatti da Ildegard, del Marietto Veneziano, sono fatti su misura. Ogni sigillo costa 150 euro e praticamente sono consacrati alla persona. Vedete? Sigillo di Marte, questi sono degli esempi chiaramente, ne abbiamo più di 52 che devono essere poi praticamente consacrati e lavorati in un rito propiziatorio per dare forza energetica al sigillo. Eventualmente per altre persone che hanno altri, come si dice, altri desideri, ad esempio per la ditta, per il lavoro, per il sentimento, per il benessere, per la fortuna, abbiamo anche dei riti propiziatori su misura, il prezzo si stabilisce tramite un consulto di 20 euro 45 minuti in cui si valuta le varie possibilità. Vi ricordo sempre che i riti però hanno una gestazione minima di 9 mesi e quindi non sono come un click, come si legge nei vari social o si sente che basta fare un rito e tutto funziona. I riti è una cosa seria, impegnativa, una cosa che va a toccare alte sfere e quindi bisogna avere delle capacità, competenze, qualità e quant'altro. Quindi anche qui possiamo offrire questi servizi a tutti, basta che la gente corrisponda il corrispettivo in soldi. Eventualmente sapete che ad esempio questa sera alle 21.15 sarò io e Ilde alle 21.15 sempre su questa piattaforma e in più vi ricordo sempre il solito appuntamento delle 11.20 col vostro Marietto Veneziano. Intanto vedo che è arrivato qualche amico che gentilmente saluta e questo fa sempre piacere. Ciao Lucy, e ciao Rossella. Allora, ad esempio, adesso abbiamo la prima domandina che vediamo una bella domandina interessante, vediamola un po' qua, di una nostra amicizia che dice la Margherita migliorerà la mia vita economica, grazie, mille gratitudine, del 62. Allora Margherita, la prima cosa che però devo essere in chiaro se lavori già, se sei a casa, non so, se sei... Insomma, devi dare qualche spunto in più alla domanda, per capire se attualmente sei a casa o meno, perché così ci agganciamo alle sibille e vediamo se magari
C'è qualche altra possibilità? Quindi Margherita, scrivi meglio la domanda, cioè migliorerà la mia vita economica oppure, vediamo un po' cosa scrive. Ecco, la Margherita adesso dice sono a casa. Ok, quindi è chiaro che attualmente non lavora, eh? Bene, così la domanda è ricca, di spunti, di particolari. Vediamo un po' se la situazione della Margherita migliorerà. La situazione Margherita vedo che non è semplice, è piuttosto impegnativa. Vedo il pendolino che fa fatica a dare un sì, ma neanche un no, e siamo lì. Vediamo un po' con le sibille cosa ci dicono. Le nostre sibille. Vediamo per la nostra amicizia Margherita. Ok, vediamo un po'. Allora, vedo che sospiri, Margherita. Margherita, vedo che sospiri, che vedi, vedo che vedi sempre più lontano la nascita, la possibilità di un'attività. Sei giù di morale, non dico sfiancata, ma soffri per questa situazione, si vede, però mm, ci potrebbe essere un risvolto positivo nel futuro prossimo. Vediamo un po'. Margherita, vediamo un po' qui la situazione, mettiamo a favore di camera, accendiamo anche le luci, diamo la possibilità ai nostri amicizi di vedere bene. Vediamo un po' qua. Allora, nel passato, Margherita, sembra che hai fatto un lavoro che avevi già fatto, sei ritornata a fare un lavoro ed eri una persona fedele, costante, una brava persona, operosa. Poi è successo qualcosa di forte a livello segreto, anche strategico, e vedi qua il dottore, non so se per via di una malattia, non so se per via di una patologia, però vedo intervenire un dottore che ha cercato di aiutarti. Quindi in passato hai avuto sicuramente dei bei momenti, no? In cui sei tornato a fare forse un'attività che facevi già o continuavi a fare un'attività che ti piaceva già. Poi è successo qualcosa di forte, non so, potresti esserti anche fatta male oppure strategicamente la dite, perché io della Margherita non so esattamente nulla, però dalle Sibille si capisce che c'è stata una forza e vediamo anche molto probabilmente o una patologia o qualcuno che ha cercato di aiutare la nostra amicizia. E questo qui è il passato. Poi no, vedo il presente. Il presente vedo che molto probabilmente, non so se tu hai figli, però vedo una donna che ha dei figli e vedo che però è attaccata da un'altra donna. Di nascosto, vedi, c'è qualcuno che ti vuole portare via in questo momento la tranquillità, vedi, c'è questa signora qui molto aggressiva, di nascosto, ma riceverai dei messaggi. Il futuro com'è? Il futuro vedo che la situazione evolverà in un certo senso perché vedo che riceverai un messaggio qua positivo, estremamente positivo, ehm, e vedo anche un uomo importante che ti difende, che c'è del sentimento. Quindi tu parlerai con molte persone, molto probabilmente del tuo cerchio di amicizie, no? Perché sarai sorretto da un uomo grande che ti vorrà bene e vedo che la situazione dovrebbe prendere una piega fortunata perché vedo che sei una persona che di buona volontà. Quindi il periodo più brutto è questo, c'è qualcuno che ti attacca di nascosto e ti vuole rubare quello che hai. Com'è il futuro? Un bel cambiamento, ci sarà sicuramente anche qualcuno di giovane che sarà molto probabilmente positivo ad aiutarti
e la disgrazia in mezzo a due carte estremamente positive. Quindi sembra quasi che in futuro, entro un anno, molto probabilmente la tua situazione economica evolverà in senso positivo. Quindi sì, adesso il periodo più brutto, Margherita, penso che sia questo. Poi dopo dovrebbe, in un certo senso, evolvere la situazione perché ci sarà una persona importante, molto probabilmente che conosci già, e tu aspetti una risposta da lui che risolverà molto probabilmente con un colpo anche di fortuna la tua situazione. Quindi Margherita, vedo, le sibille mi indicano che sei anche una donna fortunata. Poi vediamo un po', vediamo un po' se c'è qualche altra amicizia, vediamo di rispondere. Vi ripeto una cosa, chi ha già avuto come si dice, una risposta gratuita, magari nei scorsi mesi, noi cerchiamo di agevolare sempre nuove persone per farci conoscere e via dicendo. Quindi chi ha già avuto una risposta gratuita non deve più rifare la stessa. Ok, andiamo avanti. Vediamo la nostra amicizia. Intanto vediamo un po' se c'è la Lucy. Vediamo la nostra Lucy. Dov'è qua? La Lucy. Vorrei sapere se fra me, Lucia del 74 e Antonio 74 è veramente finita. Allora, Lucy, da come ho capito, per essere chiaro, c'era una relazione, era una relazione in chiaro o eravate magari una relazione clandestina? Dovrebbe essere messa perché sennò se esce ad esempio la donna maritata non si capisce se sei tu che hai dei figli oppure è magari un'altra situazione. Allora deve essere chiara la cosa, la domanda deve essere chiara, cioè voi eravate una coppia di fatto aperta. Io parto da questo presupposto. Se invece vuoi aggiungere qualcosa, perché sennò la risposta rimane sempre non chiara e le sibille magari vogliono dire una cosa ma non la riesco a capire per il semplice fatto che non ho abbastanza informazioni. Allora, vediamo un po'. Se Luci scrive qualcosa, oppure magari non sente più, allora passiamo al prossimo. Vediamo la prossima domanda. Ah, sì, ecco, vedi che già il disegno si comincia a vedere, Luci, perché se no, se siete separati e avete avuto una, ecco, così è completa la domanda, no? È risibile a un certo punto, perché se poi compaiono altre figure e non si sa che siete separati, però avete avuto una relazione, è chiaro che poi è come una pagliacciata, capite? Deve essere chiara la domanda che si possa agganciare le sibille. Bene, vediamo un po'. Ecco, esatto, brava. Proprio precisina, ecco. Allora, la Lucy ha avuto questa relazione con questo signore per 4 anni, poi per una litigata che magari è anche stata banale, no? Adesso vediamo un po' se è proprio finita. Mm. E anche qui il pendolino sembra una situazione era stata in stand-by. Una situazione sicuramente difficile con Antonio del 74 e la nostra Lucia. Mm. Esatto, allora 4 anni sono stati assieme e la situazione a un certo punto per una litigata sembra che è andata in cantina. Vediamo un po'. Beh, allora, tu sei una donna speranzosa, Lucia, forte, e spesso e volentieri hai vinto su delle situazioni che si sono prospettate su te. Cioè, hai avuto sicuramente situazioni difficili, ma la tua forza d'animo, il tuo carattere, la tua fortuna anche in alcuni casi ha prevalso e sei una donna forte. Ma vediamo un po' come va a finire, Lucia.
Vi ricordo che Sibille arrivano a 6, 9 mesi, massimo un anno nei colpi fortunati, ma se no hanno una tendenza ad arrivare massimo 9 mesi, proprio. mm. Allora, vediamo un po'. Beh, nel passato vediamo che c'è stato qua qualcosa di serio, no? Importante. Non so se o tu o lui, comunque sembra che, parliamoci chiaro, sembra quasi che, eh, vedi, sembra quasi che nel passato o tu o lui c'era, molto probabilmente c'era qualcun altro nel passato, in questi 4 anni, sembra che c'era qualcun altro, però avete messaggiato, messaggiato, parlato di qua di là. Attenzione Lucia, perché mi sembra un po' un tipo, vedi, quando esce questa sibilla qua, è sempre una sibilla un po' birichina, perché si vede che il soggetto ha delle qualità, ha delle, come si dice, delle forze, no? Mettiamole, è anche un tipo fortunato, però, vedi, c'è qualcosa che non va. È un tipo che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale, vedi? E però è anche fortunato. Quindi nel passato sembra quasi, nel passato recente, sembra quasi che la situazione sia stata un po' inclinata, non tanto per la litigata, ma perché sembra che c'era in giro qualcun'altra che è entrata in scena. Scusate un attimino che ho sbagliato. Ecco, un altro che è entrato in scena, dietro le quinte. Tu hai avuto queste informazioni, poi li ha litigata, vabbè, lui però è un tipo un po' narcisista. Questo è il passato. Nel presente, vedi, c'è un'altra donna molto in mente, perché io ti vedo molto dinamica, molto aperta, molto speranzosa in questa direzione, però vedi, è tutto bloccato perché siete stati attaccati da un'altra figura femminile e adesso siete attaccati, vedi, la nemica che vi ha colpito. Vedi qua c'è nervosismo, c'è proprio un blocco totale. La tua domanda però è importante perché dici, esatto, infatti la luce l'abbiamo visto con le sibille, ma si vede qua, vedi Luci? Mm. La luce giustamente dice, questa qui è questa qui che fa le sue comparsate, esatto, è quella lì che poi praticamente vi ha messo il bastone fra le ruote e le sibille l'hanno vista. Nel futuro, questa è la linea futuro, vedi? Mm, C'è qualcosa che ti viene detto, ma attenzione perché sembra una furberia per non dire una bugia. C'è però ed è ancora il sentimento da parte di quest'uomo. Il sentimento si vede ancora, questo Antonio fedeltà e quindi ci sarà un cambiamento. Io non so, Luci, se tu hai dei figli, ma qui entra in scena una donna maritata, una donna che ha dei figli e un ritorno mi sembra che ci sia. Nei prossimi mesi vedo che ci potrebbe essere un cambiamento in senso positivo, anche perché tu vedo che quest'uomo lo, lo desideri, lo ami, vedi, sei ancora innamorato fortemente di lui, Lucia. Quindi questo è quello che succederà fra un po', no? Nel senso che adagio, lui in questo momento è tutto bloccato, poi ci sarà forse qualche bugia, però vedo un ritorno, un cambiamento positivo qua, no? Perché tu ne sei ancora in un modo importante attratta e pensi spesso a lui nel futuro. Poi vedo un giovane, un blocco, lui che lavora, ma c'è ancora qualcosa da mettere a posto. Allora, la situazione come diverrà, no? Lui sicuramente, molto probabilmente, ricucirete questo problema, che non è un problema leggero, ma vedo, o entra in scena, io adesso non so se voi avete dei figli, però potrebbe essere che una delle 3-4 possibilità potrebbe essere che lui ritorni in modo importante a volerti conquistare e a lavorare, vedi perché? Però c'è la disgrazia, ci sarà qualche piccolo problema. E però ancora dopo ricucitura. Il cucitura, comunque la domanda era se lui si rifarà risentire. La risposta è sì, però attenzione che
purtroppo, vedi, c'è questa carta qua. È una carta che non mi fa sentire sicuro, nel senso che una persona che si comporta, con cui gli esce una carta del genere, è un po' ballerino, non dà affidabilità, è un tipo che, insomma, della serie ti conviene viverla come viene, ma non pensare di poter costruire qualcosa di serio e duraturo, perché ci sono bugie di tutto e di più. Bene. Ah, ecco, la luce, ecco sì, esatto, la luce giustamente dice, allora ecco chi è la donna sposata, esatto, luce. Quindi tu donna sposata ci sarà il ritorno, tranquilla. Il problema è che non devi avere troppa fiducia in quello che ti dice, perché vedo ancora in futuro che cercherà di rammentare. Il ritorno c'è però, purtroppo non è un soggetto in cui può investire, anche se ti dirà delle cose, proprio perché c'ha un background di altre persone che gli girano intorno. Bene, allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo una bella domandina. Mm. Nadia. Allora, la nostra amicizia Nadia ci chiede se Antonio del 69 e Nadia del 71. E giustamente la nostra Lucia ci ringrazia. Grazie Lucia, che fa sempre piacere ricevere dei commenti, come si dice, positivi e incoraggianti. Allora, vediamo un po' la nostra Nadia. Stamattina è un po' la mattina degli Antonio, c'è un altro Antonio qua. Insomma, Antonio 69 e Nadia 71 ci si è pentito perché l'ha lasciata con un'altra. È una bella domanda completa, si capisce. Dopo 24 anni di matrimonio, grazie mille, serena giornata. Allora, vediamo se si è pentito. E il pendolino va su un no un po' deciso, eh. Non è che ha avuto grandi pentimenti, però vediamo le sibille cosa ci dicono, eh. Cosa ci dicono le sibille, perché vedo che questo Antonio con la nostra Nadia, dopo 24 anni, ha chiuso i battenti. Vediamo un po', falsità e casa. Beh, sembra quasi, no, il taglio, che ci sono state delle situazioni in casa in cui il taglio sta a indicare che c'erano delle- insomma, c'era qualcosa in casa che non andava, eh? Vedi? La Nadia, giustamente dice, qui c'è da ridere, perché questi Antoni, insomma, Antonio è una garanzia, insomma, Nadia, quindi vediamo di questi, basta che si chiama Antonio e nascono una serie di problematiche, stiamo lontani dagli Antoni, perché infatti vedo anche qua che spesso e volentieri qualche bugia usciva, la casa era forte, diciamo così, però c'era qualche bugietta, qualcosina che non girava bene lì dentro. Vediamo un po'. Eh, ai ai ai. Ma guarda, mm, la situazione è così. Nel passato c'era sicuramente una donna che vi ha attaccato, una donna forte, no? Lui, tu lo amavi, lo ami ancora, vedo che pensi a lui nel passato, però anche qui, vedi, ci sono due, gli Antoni, guarda, vanno a pari passo con il narcisismo, cioè sono persone che, insomma, gli piace essere mirati, però vedi, c'è stato un attacco furibondo, lui non è che se n'è andato via per lui se n'è andato via perché fondamentalmente c'è stata una donna nel vostro entourage, nella vostra vita,
che è entrata in prepotenza. Lui sicuramente è una persona che si dava da fare, grandi qualità, nessuno mette in dubbio, però a livello sentimentale c'era sempre una debolezza, aveva sempre l'occhio vispo. Nel presente io vedo che, vedi, potrebbe nascere ancora un pentimento, però vedi il blocco per l'unione, no? C'è la disgrazia elimineo, sembra quasi che questo ritorno, questo pentimento che si cerca, la situazione, infatti attenzione perché anche la nostra Lucia di prima dice qui sì, la situazione è complicata con questi Antoni, e effettivamente è un nome che fa un po' tremellare le gambe. Se una persona vedrà questo video fra 10 anni e ha un compagno Antonio, garantito che molto probabilmente... Allora, è una battuta. Comunque, ritorniamo su di noi. Allora, la situazione com'è, Nadia? La situazione è che qua potrebbe nascere qualcosa, di nuovo, un ritorno, però è bloccato, ma da chi? Da sicuramente, vedi, allegrezza di cuore. Sembra che lui abbia in questo momento, molto probabilmente, anche altre conoscenze. Poi ci sarà nel futuro un messaggio e molto probabilmente o vedi qui c'è una donna giovane o voi avete dei figli, no? Perché non so bene se tu hai dei figli e quindi non riesco a inquadrare la situazione per questa donna giovane, però lui chatterà molto con una ragazza e vedo che il ritorno ci potrebbe essere, quindi un piccolo pentimento, no? Ci potrebbe essere. Ci potrebbe essere anche un ritorno, qualcosina che assomiglia a un ritorno, no? Ma però potrebbe essere anche che lui torna per una figlia, oppure potrebbe essere che lui ritorna per una donna giovane. Vediamo un po', Nadia. Sì, due maschi. Allora, la faccenda è che qui si complica perché questa donna giovane, no? Non so se lui tornerà insieme a questa donna giovane, oppure, vediamo un po' la Nadia. Ah, ecco perché qua c'è questa donna giovane. Esatto, vedi? C'è questa donna giovane che gira intorno a Nadia, infatti tu lo dici chiaramente, infatti le sibille la fanno vedere, quindi non si capisce se lui avrà problemi con questa donna giovane che ha 27 anni o, o con te, perché vedi che lui sta massaggiando nel futuro con questa donna giovane, no? E poi c'è questo ritorno qua. Mm. Si dovrebbe approfondire il discorso, però adesso, visto che è la prima volta che fai questa domanda, ti posso dire che attualmente è tutto bloccato e nessun tipo di pentimento, anzi, e vedo che lui comunica con altre donne, forse neanche solo con quella di 27 anni. Poi c'è questo ritorno qui, non so se è un ritorno dovuto a te, nel senso che lui vorrebbe tornare, no? Perché ha delle problematiche con questa donna giovane, perché poi è anche una tipa irrequieta, questa tipa qua, è più giovane, quindi attenzione. Però un ritorno c'è, potenziale c'è. Esatto, vedete che la Nadia racconta meglio tutta la storia. Già, si capisce qua. Adesso andiamo avanti. Poi potrebbe nascere questo ritorno, però vedo che potrebbe esserci anche un blocco. Un blocco, infatti io vedo lontananza, Nadia, la vedo, dopo te lo spiego perché. Tu sei una donna forte, quindi riassumendo la situazione com'è. mm, Attualmente no, perché c'è un blocco importante. Sono due blocchi. Prima di tutto perché attualmente lui ha un'altra persona e poi perché è sempre un narcisista. In futuro potresti avere delle comunicazioni con lui, no? Però lui molto probabilmente un ritorno lo vede anche con la sua, tra virgolette, forse ha litigato anche con la sua nuova fiamma, diciamo così. E vedo che c'è un amore, però un amore bloccato. mm un amore bloccato, sebbene tu sei forte. Potrebbe essere letta in due modi, Nadia, la lettura. O lui comunicherà e avrete un nuovo ritorno con dell'amore e poi vediamo che c'è uno che ritorna, che è lui e tu sei vittoriosa, oppure
potrebbe essere in questa nuova lettura che hai spiegato meglio che c'è una donna giovane, che lui ha litigato con questa giovane donna, c'è un ritorno e fra voi due ci sarà un blocco in amore, nel senso che lui non ti pensa. Potrebbe essere due varianti. Adesso molto probabilmente sembra che un ritorno c'è da una parte e visto che la domanda è tua, per un ritorno tuo, potrebbe essere potenzialmente un ritorno da te con amore e tu sei vincente. Ha due strade questa cosa, proprio perché Nadia non conosco nulla di te, adesso si può interpretare in due o tre modi. Poi vedo tanto orgoglio, gelosia, lontananza e allegria. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che praticamente lui è anche un tipo molto orgoglioso e c'è gelosia da lontano, e alla fine ci potrebbe essere un scampolo di allegria. Allora, la tua domanda era chiara, se tu non sai niente di loro, sì, Nadia. Il problema che cos'è? Che la situazione, molto probabilmente loro, visto che non sai niente, loro molto probabilmente hanno già costruito qualcosa e vedo che fra di loro si riuniranno, fra voi due ci sarà gelo, sebbene tu sia una donna forte, e vedo qua, vedi l'orgoglio, la gelosia, la lontananza, l'allegria. Non sembra che ci sia un ripensamento nei tuoi confronti. Vedi, c'è gelosia, orgoglio, una gelosia forte, quasi sembra anche che abbia perso soldi, o voi o tu hai perso soldi. Poi vedo molto la lontananza e sembra che questa coppia lontanamente o tu potresti stare bene. Quindi adesso totalmente no. In futuro le due varianti sono o un ritorno e poi il gelo, oppure il resto. Bene, aspettate un attimino che ho delle informazioni dalla regia. Cosa dice? Ok, la regia mi dà delle informazioni. Bene, siamo arrivati a fare 30 minuti. Vi ringrazio, vi ricordo che sono sempre disponibile per un consulto privato a pagamento e stasera alle 21:15 a 21:15 per chi non ha ancora risposto. Ok, grazie cari amici di avermi seguito, vi aspetto domani alle 11:20 o questa sera alle 21:15. Grazie e alla prossima, ciao.